Eccoci tornati in studio. Allora Marco, stavamo ragionando un po' di questa manifestazione. Com'è che è nata l'idea di fare un campionato triveneto di trial a Padova, cioè in pianura? Beh, noi abbiamo questo campo che stiamo recuperando da una ex discarica. Scusa, intanto do informazione alla regia che può mandarci le immagini proprio del parco, che sono state girate credo ieri o l'altro ieri, per dare un'idea anche di dove ci troviamo domenica. Allora, in Italia ci sono parecchi parchi dove praticare il trial. Diciamo che in pianura un parco di questo genere non c'è perché ha un'estensione di quasi 3 ettari ed era nato durante la costruzione dello stadio Uganeo, si erano messi là tutti i materiali di risulta dello stadio e abbandonati. Poi sopra c'è cresciuto un bosco spontaneo. Ecco, queste immagini sono state girate la settimana scorsa, per cui manca tutte le foglie e la vegetazione. E sembra nato per fare trial, sembra che tutto lo scarico di questi materiali, e soprattutto terra e qualche pezzo di cemento, ma diciamo cordonate di strade, giusto? Sì, tombini, cose così. E noi abbiamo proposto al Comune di Padova di recuperarlo e farci un impianto sportivo, abbiamo ottenuto una collaborazione tra noi e il Comune, ci siamo accollati una bella mole di ore di lavoro e la recinzione, i cancelli e tutto quant'altro. E poi siccome da sempre noi abbiamo corso nelle gare, negli anni passati, io che ormai sono anzianotto, appoggiandoci al Motoclub Valchiampo, e così venendo loro a fare qualche giro da noi, andando a comprare qualche moto dal loro concessionario che è Moreno Piazza, abbiamo detto perché questa volta al posto di fare il campionato da voi su in montagna, persi magari in una valle dove è più difficile arrivare, lo facciamo in pianura. Abbiamo messo insieme le due idee e con Moreno Bonetti, presidente del Valchiampo, io, Mario e gli altri abbiamo deciso, abbiamo provato a chiedere all'assessorato un po' di logistica, chiudere la strada, avere il parcheggio dello stadio. Allora, ricordo che siamo allo stadio Uganeo. Esatto, siamo... E quindi si utilizzeranno, cioè fino a 20.000 persone potete ricevere, no? Lo stadio è a 300 metri di distanza, noi abbiamo i parcheggi disponibili su asfalto e attraversiamo la strada e siamo da noi, insomma. Ecco, spieghiamo perché un'associazione come la vostra è diciamo ricorsa a un motoclub FMI. Allora, noi non abbiamo, quando abbiamo costituito la società per gestire un parco del genere ci vogliono delle dovute coperture assicurative, ci vuole tutta una serie di cose burocratiche, altrimenti il Comune di Padova non può dare quello che è un impianto a dei privati. Abbiamo fondato un'associazione sportiva, ma non abbiamo fatto un motoclub, un po' perché a Padova c'era già un motoclub, che è il Motoclub Padova, e un po' perché noi facendo solo trial avevamo la testa da trialisti, cioè sembra impossibile, ma abbiamo delle anime completamente diverse tra motocross, enduro e trial. Quindi non è solo un problema di moto, è un problema di testa. Ricordiamo che trial, Mario lo dicevamo sempre quando facevamo le esibizioni, trial dall'inglese to try, cioè vuol dire provare. Quindi anche voi battendo la testa piano piano riuscite a avere le cose. Sì. Facciamo un applauso a questi ragazzi perché... Allora, scusa Marco, volevo sentire... Tu interrompici quando vuoi. Sì, Alessandro. Ma è un po' un argomento da cui apprendo informazioni. Ma tanto domenica sai già dove fai un bel giro. Dove devo venire. Ma c'è un argomento interessante, il cost to cost, che potrebbe interessare anche Alberto. Certo, quindi Alberto vedi è il supervisore della ma lui l'ama infatti la moto. Motociclista. Allora, Moreno, e come invece sei capitato in pianura a tutti i posti belli che avete in Val Chiampo? Il nostro club è 25 anni che soprattutto l'organizzatore, abbiamo la nostra squadra piloti eccetera eccetera, fa parte del nostro DNA la collaborazione con gli altri gruppi sportivi. Adesso ci è capitato, a parte l'amicizia che abbiamo con i ragazzi, promuovere il trial, questo è il nostro obiettivo principale. Ricordiamo che voi abbiamo anche delle immagini che vi riguardano specificatamente di dove si fa il trial, diciamo, nella natura, nei boschi. Voi avete un'esperienza straordinaria di organizzazione, campionati italiani, nazionali, internazionali, gare tutti mondiali. Cioè, è una bella esperienza che vi portate dietro. Sì, l'esperienza, come ripeto, è 25 anni che abbiamo, siamo partiti subito con l'area trial e questo ci ha dato il modo di sviluppare immediatamente. Ricordiamo la Val Chiampo dov'è, perché magari qualche appassionato può anche venire a trovarvi. Il nostro motoclub si chiama proprio Trial Val Chiampo,
prende il nome della Valle del Chiampo. La Valle del Chiampo parte da Montecchio. Arzignano, a Montecchio, Arzignano. Verso Requaro? No, quella no, a fianco. No. Non faccio confusione. Diciamo Montebello in su, Sì, lì è tutto quanto la Valle del Chiampo. Tornando a quello che dicevo prima, la nostra area l'abbiamo da oltre 20 anni, ci ha permesso di organizzare di tutto e di più, perché naturalmente avendo un'area autorizzata avevamo molte possibilità, facilità di organizzare, però questo non ci ha mai impedito di guardare fuori dalla porta, perché noi abbiamo organizzato il campionato del mondo di Triel a Lavarone, un campionato bellissimo. Storico, importante. Poi abbiamo organizzato il Triel delle Nazioni, sempre a Lavarone, direi una quindicina di campionati italiani e innumerevoli organizzazioni regionali. Questo però ci dà la possibilità di venire a Padova, perché Padova è una piazza immensa. Noi speriamo che il pubblico recepisca la spettacolarità della gara. Noi ci mettiamo la nostra esperienza, il loro entusiasmo, assieme a portare una gara, una manifestazione sportiva di un buon livello. Il campionato Triveneto è importante, uno dei migliori d'Italia, perciò invito soprattutto gli appassionati e non di essere presenti. Voglio anche, termino un po' il discorso, io faccio parte della Commissione Nazionale Trial. Della Federazione Motociclistica Italiana. Porterò naturalmente ai vari responsabili una ulteriore esperienza per portare le aree come queste a un ottimo livello, perché il campionato italiano ha bisogno di questo palcoscenico. Un applauso a Moreno. Pubblico, che seguito c'è la gente che viene a vedere le gare, al di là poi dei genitori, amici e parenti, cioè com'è visto nell'ambiente appunto sia a Triel come... Intanto la gara di Triel si sviluppa in vari diciamo, percorsi dove ci sono dai bambini ai più bravi, cioè noi dobbiamo vedere la spettacolarità della gara, che assolutamente il nostro modo di vedere il Triel non è un Triel estremo, è un Triel che porta a tutti la possibilità di praticarlo. E un bambino quando è che può approcciare? Prego, un bambino, a che età? Un bambino, io direi da quando cammina. Quindi la scelta come viene indirizzato? Poi non so chi vuole rispondermi, cioè trial, enduro, cioè motocross, come fa la scelta? C'è il papà dietro che spinge? Di solito c'è il genitore, però io parto, per esempio, la nostra area permanente ci ha permesso di avere tanti ragazzi del paese di San Pietro Mussolino, dove siamo noi, Moreno è uno di questi, Moreno Piazza, però noi abbiamo avuto 21 campioni italiani nella nostra carriera e quasi tutti vengono dal paese. Per me dovrebbe essere insegnato nelle scuole, non sto dicendo una cavolata, pensiamo che questi ragazzi quando avranno 14 anni avranno il motorino, chiederanno, come lo abbiamo chiesto tutti, a casa il motorino, e avere un'educazione, una capacità di condurre un mezzo. Luigino mi conferma questo, perché l'impegno anche della federazione è quella di fare le scuole, i corsi eccetera, e queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola. Dovremmo far provare le moto e i motorini nella scuola, nei cortili della scuola. Insegnando appunto sui pericoli, tutto quello certo, vabbè. Allora Moreno Piazza invece sei stato chiamato in causa, e allora credo che tu sia stato uno dei trade union di questa collaborazione, perché io ti ho visto varie volte anche a Padova e anche hai apprezzato un po' il lavoro fatto dai ragazzi, giusto? Sì, l'area di Padova che è nata con i ragazzi è molto... Ti abbiamo visto, abbiamo avuto anche delle immagini, a suo tempo ti abbiamo visto anche sono già stato anche ad allenarmi assieme, a vedere l'area, a vedere appunto... Tu correrai, hai già qualche idea di che piloti ci saranno? Tu che sei un pilota e anche uno di quelli che punta anche a avere un bel risultato. Sicuramente ci sono i migliori piloti del Triveneto, molti di questi sono piloti che corrono anche nel campionato italiano. Ci sono anche gli juniores, che sono i giovani, partono da 7 anni fino ai 16 e poi cambiano categoria e rientrano nelle categorie adulti. Bene, quindi insomma ragazzi, documentiamo questa manifestazione, perché vi promettiamo che la prossima settimana parleremo di sci, ma una clip della gara ve la trasmettiamo. Allora, la nuova frontiera, caro Mario, col trial. Allora, abbiamo parlato dell'enduro, brontoliamo tanto, però in effetti nell'incontro fatto con Gianni Biasetto, che è un giornalista, un collega, ma è anche il presidente del Parco Colli, siamo riusciti a spuntare cosa? Che
le moto da trial elettriche e bici elettriche, ma insomma quello che ci interessa sono le moto, potrebbero avere una speranza di futuro nella zona dei Colli Ugani. Perché? Cosa fanno? Dobbiamo fare un passetto indietro, cioè dobbiamo cominciare a capire. Ne abbiamo una, è una delle prime in Italia. È l'unica che c'è in Italia attualmente, è un mezzo particolare, è una moto con propulsione motore elettrico, con batteria. La cosa che appunto volevo chiarire è il concetto del trial. Il trial è uno sport particolare dove non c'è la componente velocità ma la destrezza del pilota. Quindi non ha un impatto nell'ambiente, non solo come appena elencato il discorso dell'elettrico, ma quanto il pneumatico. La vera differenza di una moto da trial da un qualsiasi tipo di moto sta proprio nel pneumatico. Il pneumatico è un pneumatico estremamente morbido, va a pressione molto bassa, 0,3 di pressione, quindi meno di un'atmosfera, e quindi quando trascina, cioè quando sta ruotando, non aggredisce il terreno. E con questi valori ci siamo presentati, appunto grazie anche alla tua collaborazione, al Parco Colli, proprio perché sono mezzi che permettono di poter raggiungere distanze maggiori e avere un contatto diretto con la natura. Ecco il ritorno ai discorsi fatti di prima, quindi insegnare alla gente che ci si può divertire senza far danno. Il trial ha proprio questa caratteristica che è quella di appunto avvicinare la gente alla natura, è quello che è. Ma ascolta, sulla moto elettrica le prime cose che vengono da dire sono quanto dura? Quanto dura? Ecco, cioè, non è che non si trova in mezzo ai monti. No, diciamo che allora questo è un progetto che già da qualche anno è stato sviluppato, adesso a fine mese viene fuori la produzione da questo prototipo che è stato appunto, ripeto, sviluppato. Siamo a 3 ore e mezza di autonomia con la possibilità di modificare la taratura della centralina, quindi per esempio in un trasferimento dove, come ripeto, non c'è la velocità di massima, perché questi sono mezzi che fanno 50-60 km/h a velocità massima, però modificando la centralina si ha un maggior spunto e la moto riesce a oltrepassare degli ostacoli. Moreno, con un pieno di benzina nel serbatoio, una moto a 2 tempi, quanto tempo si corre? Perché con la moto da trial è come con le barche, con la moto da trial si calcola un litro, un'ora al litro. Quindi insomma è come se tu avessi un serbatoio di 3-4 litri, insomma, quindi tutta sta paura di restare a piedi è come quando si va via con la moto da trial o ti porti con la benzina o ti porti la tannichetta in tasca. E se no, insomma, diciamo che poi c'è anche tutto un altro discorso molto tecnico sul motore, dove un motore normale, diciamo 2 tempi o 4, comunque una moto da trial, a un certo punto il motore comincia a non rendere più e si passa alla mitica riserva. Mentre nella moto elettrica il motore incomincia a calare di resa. Quando incomincia a calare di resa poi c'è un LED che indica appunto quanta batteria, quanta energia c'è ancora e permette comunque, anche arrivato in fascia rossa, la famosa riserva, di fare 20 km. Con questo mezzo, adesso vediamo qui in studio abbiamo una versione trial, però sarà attrezzata di una sella che viene applicata in un secondo momento proprio per l'uso prettamente moto-alpinistico, che permetterà appunto di fare 90 km di percorrenza, quindi siamo veramente a livelli uno può farsi un bel giro spendendo zero o poco più, perché anche la corrente costa. Certo, ma diciamo che comunque è un progetto. Abbiamo, Mario, anche una mini moto da trial, vero? Elettrica. Adesso non so se riesce a beccare la regia, la moto piccola che c'è. Sì, questo è lo sviluppo, perché come dicevamo questi discorsi sono stati fatti, non sono stati fatti a caso, ma propedeutica per i ragazzi, perché noi abbiamo avuto l'esempio di Fiera di Vicenza, che siamo stati in collaborazione con Piazza Moto, proprio questo sabato e domenica a Vicenza Motori, abbiamo insegnato ad andare in moto a 80 bambini. Moto non correndo, ma mettendola al minimo, perché ha un potenziometro, mettendola al minimo gli insegnavamo la guida proprio quasi in surplase. Quindi camminavi a fianco. Esatto, camminavamo a piedi, con i bambini in piedi. Quindi... Abbiamo un microfono, volevo parlare un attimo Gino. Tutti. Gino, tu sei vicepresidente, in effetti abbiamo dato Mario per vicepresidente, sei vicepresidente della... Tra l'altro sei un dirigente anche della Pallavolo Padova, che sta andando bene, facciamo un applauso a Pallavolo Padova. Dello sponsor Tonazzo Padova, che dobbiamo ovviamente ricordare. Quindi sei un uomo appassionato di vari sport, però sei anche stato quello che ha cercato di promuovere di più questa attività di educazione stradale, addirittura mettendo anche tu una moto a disposizione
di chi volesse provare. Da dove nasce questa tua passione del trial? Amici che sono qui presenti, Marco, Mario e company, però che cosa succede? Che secondo me questo non è solo uno sport, ma è una disciplina mentale che aiuta non solo nella fisicità, ma anche nell'abituarsi durante l'attività lavorativa alla concentrazione e alla rapidità decisionale. Per me va anche al di là. Da queste cose poi è nata la passione, come al solito nelle cose mi faccio coinvolgere, ho sempre visto il sociale una cosa positiva, vado ai ragazzi ovviamente e da lì si potrà fare dei corsi di training manageriale, mi pare di capire. L'ho detto così, ma non è sbagliato, in effetti potrebbe essere un workshop per manager proprio su determinati elementi da adattare. Marco, pronti? Sì, pronti sempre pronti. Un applauso a Gino. Allora, abbiamo parlato di trial, lasciamo un attimo questo argomento. Andrea Girardello, motocross, voi avete creato questa bellissima simbiosi sportiva con Nicola e tutto lo staff del Fanbike. Avete gestito questa straordinaria, bellissima, per me era una delle più belle piste a Cervarese di Santa Croce, perché era di una visibilità straordinaria per il pubblico, sicurezza, avete lavorato un sacco, poi chiusa la pista e diciamo organizzate in modo itinerante questo Supercross, di cui puoi anche raccontarci un po' l'esperienza. Più che Supercross sono gli internazionali d'Italia Supercross, dunque è una gara anche titolata dove vengono a correre anche dei piloti americani, insomma da tutto il mondo, perché comunque è un campionato che comunque comincia ad avere anche interesse in Italia, nonostante ci sia il campionato francese, il campionato tedesco, l'ADAC o lo stesso Supercross americano, però sta coinvolgendo veramente i piloti. Con lo sforzo naturalmente anche dell'Off-Road Pro Racing, dell'FMI e dei motoclub, che comunque è un lavoro incredibile anche da un punto di vista economico. Sono 4 anni che l'abbiamo organizzato, insomma, dalla prima edizione che conosci bene, dove l'abbiamo fatto a Cervarese di Santa Croce, fino ad arrivare ad organizzare all'interno dell'ippodromo Le Padovanelle lo scorso giugno una prova di campionato internazionale d'Italia Supercross che dava veramente l'idea di cos'è il Supercross all'interno di uno stadio. Abbiamo preparato delle immagini, ma non abbiamo tempo di mostrarle perché sennò dovremmo fare una puntata, anzi meriterebbe una puntata solo questo. Gli sforzi sono incredibili. Dobbiamo dire che ha un seguito straordinario, un appeal nei ragazzi, nei giovani. Io credo che nel web i video più cliccati sono quelli sul motocross, su Pastrana, sui backflip. Abbiamo la spettacolarità della disciplina. Da un certo punto di vista è una disciplina anche sicura perché viene comunque regolamentata da una pista dove è tutto, comunque c'è un regolamento federale che prevede come deve essere un tracciato, i sistemi di sicurezza, gli ostacoli non devono avere determinate dimensioni, insomma è abbastanza regolamentata la cosa. Ci sono moltissime scuole di motocross, ne abbiamo una delle più famose con il nostro Michele Fanton, con il quale comunque collaboriamo sempre, anche adesso con l'Albettone, con la gara del Triveneto che ci sarà il giorno di Pasquetta. Un paio di piloti di Michele. Certo, abbiamo la rappresentanza dei due piloti di Michele, insomma, che qui una moto. Poi c'è anche Fabio Tessari. Per sì, anche Fabio, dunque noi abbiamo una grande rappresentanza di istruttori. Una cosa importante che abbiamo fatto anche quando abbiamo organizzato Supercross a Padova, il giorno prima era stato organizzato un corso federale dove davamo la possibilità a chiunque di arrivare lì, c'erano le moto fornite dalla Federazione Motociclistica Italiana, c'era l'istruttore e veniva organizzato in un piccolo spazio verde, assolutamente privo di ostacoli. È un'iniziativa che ha la Federazione Motociclistica Italiana di iniziare questi bambini dall'età dei 4-5 anni in su con un istruttore proprio a fianco. Purtroppo ha piovuto, non siamo riusciti ad organizzarla, ci ripromettiamo, se riusciremo a organizzare ancora gli internazionali Italia Supercross, di fare anche questa iniziativa che aveva avuto anche un ottimo riscontro. Poi la situazione, ecco, discoteca, ascolta, la situazione del motocross, piste eccetera in generale, voi avete anche un'origine legata al mio carissimo amico Francesco Meneghini, certo. Quindi già WISP, adesso XEN, quindi agli enti di promozione sportiva. Com'è la situazione? La situazione piste, diciamo, è abbastanza difficile perché la nostra che avevamo a Cervarese purtroppo è stata chiusa per i soliti motivi che non
non trovano alle volte ragioni, comunque fanno parte di qualsiasi politica dove il motocross viene visto come un qualcosa di terrificante. Montagnana purtroppo abbiamo avuto quel piccolo Montagnana c'è stato un incidente drammatico e quasi incredibile. Comunque l'impianto c'è ancora, funziona bene, per fortuna abbiamo Montagnana, abbiamo l'impianto di Foresto, abbiamo l'impianto, qualche impianto vicino c'è ancora che resiste. Insomma ci sono i grandi impianti, abbiamo l'impianto di Albettone, ma poi anche nella provincia di Treviso. Nella provincia di Treviso abbiamo preso, gli impianti ci sono, però ogni anno ne salta uno. E aprirne uno, noi è da 10 anni che ci proviamo. Un campo da calcio, mai è successo però? I campi da calcio non chiudono perché questi non hanno fastidio. Sai com'è. Infatti purtroppo parliamo anche di calcio. Io non sono contro il calcio perché va benissimo al ragazzino fare allenamento, andare a fare la partita, è tutto ok. A te piaceva il calcio, no? Però c'è un discorso che dovremmo avere anche noi motociclisti, ma parlo per il trial, per il motocross, per qualsiasi disciplina, uno spazio regolamentato, anche piccolo, e noi ci mettiamo tutta la buona volontà, i soldi, non chiediamo niente a nessuno, chiediamo solo il permesso. E siamo sicuri che è una cosa che funziona. E nella massima... Il Veneto come è messo comunque rispetto a tutto il resto d'Italia? Sono stati chiusi degli impianti importanti perché avevamo un impianto a Giavra del Montello che era il fiore all'occhiello, diciamo, del Veneto. Organizzato varie volte. L'impianto, diciamo, anche di Fara Vicentina adesso è stato ripreso per fortuna dai ragazzi del motoclub che sono ripartiti. Mason era una piccola realtà però che aveva fatto crescere veramente tanti piloti nel Vicentino, poi ce n'erano ancora tanti, Cornedo, ce n'erano tantissimi, l'Olmo della Roccia, altri impianti che comunque non ci sono più. E abbiamo la fortuna che adesso il Motoclub Albettone è riuscito a conservare la pista di Lovolo di Albettone, ci sono degli ottimi programmi, e Michele mi diceva, siamo molto amici Michele, ci vediamo sempre, sono degli ottimi programmi, ci vogliono parecchi investimenti, ancora da lavorare a livello politico, però ci sono dei programmi importanti. Adesso il giorno di Pasquetta dovrebbe esserci una gara di campionato top rider molto, molto importante, e questo potrà far vedere anche cosa significa il motocross. Facciamo un applauso al Motoclub Lovolo, a Michele Fantoni. Anche la federazione a livello proprio nazionale d'Italia segue questa trasmissione, visto che la possono vedere anche giù a Roma, e diamo la linea alla regia. Perfetto, intanto. grazie, a dopo.